Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questa giornata di mercoledì 29 gennaio e quali sono gli influssi che riceviamo dagli astri oggi. Prima però di cominciare con l'analisi di queste influenze appunto astrali, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale YouTube. Ve ne sono grata, come sempre. Grazie. Ho acceso perché sembrava un po' scuro. Bene, cosa riceviamo dunque oggi? Questa giornata è un mercoledì, dunque l'impronta astrale molto forte che riceviamo innanzitutto è quella di Mercurio. Giornata dunque accelerata, molto valida per gli scambi, le trattative, le mediazioni, il commercio, ma anche ottima per scrittori, per qualsiasi tipo di comunicazione, qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione, così come piccoli viaggi, frequenti spostamenti e qualsiasi tipo di mezzo di trasporto. Dunque, come avrete capito, l'impronta della giornata è sulla velocità, sugli scambi, ma anche sugli studi. Potremmo infatti percepire un maggiore entusiasmo, una maggiore curiosità nei confronti delle cose che ci circondano. Forse qualcuno che ha già forti elementi di aria all'interno del proprio quadrato di nascita potrebbe ricevere qualche spinta in più nei confronti del pettegolezzo o della chiacchiera. Possibilmente oggi si sentirà più in vena di chiacchierare. Oppure per quanto riguarda invece i segni di terra, ottimo per stringere affari, magari riuscire anche ad acquisire un bene immobile, perché no, o anche venderlo a seconda dell'attività appunto che ciascuno di noi pratica per vivere. Dunque una buona giornata per le speculazioni, anche per gli affari in generale. Inoltre la giornata si apre con la prima costellazione attraversata dalla Luna ed è la costellazione dei Pesci. Questo indica come in questa giornata avremo sicuramente qualche ambizione in più, il desiderio di conquistare qualche meta o qualche successo in più, qualche obiettivo anche ambizioso in un certo senso. Potremmo però risultare criptici e non sempre la nostra comunicazione risulterà chiara. A maggior ragione in una giornata dove le comunicazioni sono importanti, visto il dominatore di questo giorno che è Mercurio, questa costellazione Pesci potrebbe indurre o comunque influenzarci in modo tale da non rendere esattamente lineari le nostre comunicazioni. È possibile che non diremo, e nello stesso tempo se siamo ascoltatori, non ci verrà detto proprio tutto e che magari tenderemo un pochettino a sfuggire per quanto riguarda anche il comunicare i nostri veri stati d'animo e il nostro reale pensiero sulle cose. Dunque un giorno che potrebbe in un certo senso vederci impegnati magari nel creare qualche situazione che possa poi girarsi a nostro vantaggio. Non per forza la questione verrà approfondita per il tramite di una comunicazione alterata o una menzogna o un racconto edulcorato, ma è anche possibile però che si tenda in una giornata come questa a tirare un po' l'acqua al proprio mulino. Dunque sicuramente non perderemo qualche buona occasione, se possibile, di stringere un accordo vantaggioso per noi. E questa è un po' una tendenza generale, dunque
È chiaro che le energie in gioco oggi sono queste, poi ciascuno di noi in base alle influenze che ha ricevuto nel momento della nascita, anche comunque dovute all'orario, al luogo, insomma a tutti i fattori che compongono comunque il quadro astrale di ciascuno di noi, in base appunto a questa predisposizione di partenza, gli influssi che riceve giornalmente possono essere interpretati comunque in maniera anche completamente diversa da soggetto a soggetto. Per questo faccio sempre rapidamente un'analisi anche legata agli elementi, poiché in base al tipo di bilanciamento che ciascuno di noi ha degli elementi appunto in gioco, è possibile appunto che risponda in maniera differente agli stimoli astrali che riceviamo appunto durante la giornata. Dunque giornata comunque ottima, come ho detto, per gli scambi, ma anche per gli spostamenti. È possibile appunto che con delle stelle così movimentate come quelle visitate dalla Luna oggi, quelle costellazioni ovviamente, i viaggi non mancheranno. C'è da dire anche che potremmo forse essere inclini in una giornata come questa a pensar male, dunque attenzione ad essere frettolosi nei giudizi o a esprimere qualcosa che poi non è veramente quello che pensiamo e non è veramente giusto. Ok? Dunque oggi attenzione, perché è possibile che qualche cosa possa essere poi, come si dice, usata contro di noi. Dunque attenzione a quello che diciamo oggi, conserviamo le opinioni per noi, soprattutto se non sono del tutto positive. È possibile anche che oggi sia necessario richiedere un parere a un avvocato, oppure che si abbia a che fare appunto con figure di questo tipo. O che si possa, attenzione a eventuali contravvenzioni o multe, o comunque a non dovervi confrontare in modo magari non propriamente positivo nei confronti di figure autorevoli o autoritarie. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e ovviamente qui su YouTube anche al mio canale, sempre se ancora non l'avete fatto. Noi ci ritroviamo qui per il consueto appuntamento delle previsioni giornaliere domani, dove vedremo appunto cosa ci aspetta per giovedì 30 gennaio. Grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata. A presto dalla vostra Hildegarda.